alla vigilia di Natale, vedete le nostre Pro Loco si sono attrezzate per vivere l'atmosfera natalizia anche qui con noi, anche perché per me è davvero un grande onore, una grande emozione. Tra poco partirà e andrà nelle case di tutti i bambini del Friuli Venezia Giulia, poi non so se andrà anche in altre regioni, ma so che lui è specializzato per le case del Friuli Venezia Giulia. Il Babbo Natale è qui con noi, eccolo qua, facciamo un applauso che si sveglia, eccolo! Barbe Nadal! Barbe Nadal! Barbe Nadal! C'è vai? C'è molto. C'è robe. Ah, beh, chi mi hanno detto di venire qui, non sai, io di preciso. L'unica roba è che di tenere corte, un signore, non sta a fare come che vi ho detto che tu fai altre volte. Sì. Ecco, che dopo io una qualche ora di là via, che è la femmina, no la femmina, è il lavoro che mi aspetta. Cioè, comunque... Infatti ci sono un po' di renne fuori che aspettano. Ce sì, ne ma sono anche un po' chi di dentro. Più. Anche qui dentro. Anche chi dentro ande un po'. Però, sì. insomma, aspettano fuori la partenza, che è prevista verso mezzanotte. No, un po' prima, perché le traffic. Ah, giusto. Sì, la tangenziale è un po' intasata. Giusto. Allora, io presenterei le Pro Loco. Le presenterei le Pro Loco perché siamo in una fase cruciale. Chi vince questa sera andrà ai quarti di finale. Parto dalle renne, la Pro Loco di Buia, capitanata da Françoise. Come state? Stai bene? Bene. Bene? Mangiato, bevuto oggi? Fatto una corsetta e siete arrivati qua? In forma? Sì. Sì. Ma hai studiato un po' il friulano? Anche se tu sei bravo in realtà, anche se hai origini francesi, sul friulano non sei Me la male. cavo. Te la cavi, bene. E invece voi? La Pro Loco di Maiano, i Babbi Natale di Maiano. Se François è bravo nel friulano, voi siete campioni, perché siete molto bravi. Infatti, no, noi abbiamo mangiato e bevuto oggi tutto il giorno, quindi siamo pronti. Siete pronti? Vi vedo belli paffuti, no? Vero? Barbe? Non sta neanche dentro alla mano. Facciamo un applauso al nostro Claudio Romanzin. Per chi non l'avesse riconosciuto è lui. Cui? Claudio Romanzin, stato qui. Non sai, mi ha detto di venire qui, io non so. No, è componente della Società Filologica Friulana, anzi facciamo gli auguri a tutta... Società Filologica Lappone, SFL. Facciamo gli auguri a tutti i tuoi colleghi della Società Filologica Friulana, il presidente, il direttore. Tanti auguri di buon Natale e buone feste. A Enrico, a Somari, che è guai, di smettiale, che ha di fare il frico, infatti, e dopo a Serena, Feliciano, e dopo due che sono, insomma, a due, dai. Bene, bambini, se volete chiedere qualcosa, qua c'è Babbo Natale, quindi stai attento che potrebbero chiederci qualcosa. Qui c'è un ragazzo che sicuramente poi avrà a chiederti qualcosa. Sì, alle grandi. No, vedrai che dopo ti chiederà qualcosa. Invece, siete pronti voi con le vostre pulsantiere? Perché certo. Dobbiamo andare subito a vedere il primo cubo virtuale, quindi il primo argomento, e andiamo subito con i nostri quiz di questa serata natalizia. Subito con l'enogastronomia, visto che avete mangiato tanto, 15 secondi da 2 a 5 punti. Il lengal, prodotto nella pianura veneto-friulana, è un insaccato fatto con lingua di maiale e fegato, lardo, pistacchi, cotechino. Maiano dà la risposta corretta, è proprio cotechino, che avrete mangiato forse oggi. Avete mangiato oggi? Cotechino, no. non ancora. No, ancora lo teniamo per mezzanotte adesso. Anche Barbe Nadal, giusto? È ospite. Sì, allora, aspetta un momento, sorstimento. Bisogna fare attenzione perché il cotechino non è proprio te, loro avranno mangiato il musetto, casomai, che non è la stessa roba, perché è fatto in due maniere differenti, bisogna stare attenti. Invece l'engal, appunto, l'è fatto con la lega, si chiama anche lingual, dipende dalle zone, comunque non è male. Ma qual è il piatto preferito di Babbo Natale? Voglio dirlo? Sì. A me un platon così di pasta asciutte, pretos. Sei scontento? Ah, sì. Bene. Allora, invece voi non mangiate cotechino, provare, lengal, niente? No, lengal no. No, quindi non eravate preparati su questa. Vabbè, andiamo avanti, andiamo a vedere il prossimo cubo virtuale, quindi il prossimo argomento del quiz. Vediamo chi è più sportivo tra
La proloco di Maiano è buia. Quale storica partita è associata al nome dell'allenatore triestino Fulvio Valcareggi? Italia-Brasile 3-2, Corea del Nord Italia 1-0, Olanda-Italia 1-3 o Italia-Germania 4-3. Maiano le sanno tutte, anche sullo sport, bravi. Per forza. Te la ricordavi? C'è il macellaio che... C'è sempre il macellaio sempre che... preparato. Il macellaio sullo sport... Va alla grande, sì. Cioè, è anche sull'insaccato di prima, guai se no. Soprattutto. Se la ricorda Babbo Natale questa ieri li avevo partita? detto. Allora, nome per dire, per fare giusto per fare di chissà gli altri, insomma. No? Allora, Italia-Brasil 3-2, è che dall'82 con Bearzot alla seconda fase dei mondiali di Spagna. Corea del Nord Italia 1-0 e purtroppo sono i mondiali, prima fase dei mondiali dal 66 in Inghilterra, con allenatore Fabri. Olanda-Italia 1-3 è la semifinale dagli europei dal 2000 con allenatore Zoff, dove che il portiere tolto la parata 3 rigori in che partita lì. E che l'Italia ha giocato in 10 per quasi tutta la partita. E Italia-Germania 4-3 che è famosa dello stadio Azteca, che ieri appunto lì a Viodi, tribuna Vips. All'era appunto Valcareggi che è la semifinale dal Messico che dopo è purtroppo perduto con il Brasile, insomma, la partita del siglo. Vedete quanto è sportivo Babbo Natale? Voi invece a buia no. Pochissimo. No. La renna dice no con le corna, proprio no, non siamo sportivi. Vabbè, vediamo qual è il prossimo argomento e così vediamo se Buia è preparata. Andiamo a vedere il quiz. Parliamo di territorio, ma di una caratteristica di un presepe. Quale caratteristica rende particolare il presepe di Corniolo Porpetto? Occupa 15.000 m3, ambientato nel 1900, è nel metaverso o è riscaldato a metano? E vedi che sui presepi, meno male perché avete le renne, avete insomma, almeno questo è il vostro argomento. Fatevi un applauso perché almeno qui per sua non sbagliate. Qui invece a Maiano sui presepi no. No. Solo mangiare e sport. Va bene, volevi dire il Babbo Natale invece sul presepi del territorio? Orpo, non è proprio te robe me, perché sai che io col presepi in centri poche, che non altri paron. Sì. Comunque volevo giusto dire che il presepe di Quarniul è uno dei più grandi d'Europa. Bravo. Bonde? Il fevere nome in presenza dell'avvocato. Giusto. Allora andiamo a vedere la situazione. Chiedo alla regia se è già pronta la grafica con i punteggi delle Proloco e così andiamo avanti poi con i quiz. Maiano 8, Buia 4, quindi insomma non è male come situazione. Vediamo il prossimo cubo virtuale. La renna proprio si vede bene nell'inquadratura, anche se è dietro. Cultura, quindi avete più punti, più tempo in palio. Un tempo era tradizione inaugurare la nota di Natale Nadalin. Che cos'era? Una tovaglia, un vino, un dolce, un ceppo di legno? Ed è proprio così, sulle tradizioni natalizie voi ci siete. E anche Babbo Natale non poteva sbagliare questo quiz. Una volta i bambini si restavi bruciati. A lei la tradizione era una volta che anche tutti avevano il fogolare, come che hanno i termosifoni, sai dura di mettere un ciocco di legno a bruciare sul termosifone, ma una volta avevano sul fuoco l'agnò dal Nadal e poi che durava e poi portava bene, portava fortuna, addirittura che i bulos arrivavano a tenerlo fino al primo dell'anno anche di più, che mo. Dai. Sì. Però. Bruciarlo un po' alla volta, tenerlo so dalla cinese, tutte che robe. Mi pensi, e sono tante musette lì, vabbè. Andiamo avanti, vediamo il prossimo quiz, il prossimo cubo virtuale, il prossimo argomento, perché Buia sta prendendo tutto. Territorio, 15 secondi da 2 a 5 punti. Andiamo in piazza San Pietro, dove è presente un presepe di legno che viene dal Friuli. Quale comune l'ha donato? Tramontina Sopra, Sutrio, Sappada, Malborghetto ed è Maiano. Bravi, velocissimi a dare la risposta. Non potevo sbagliare. Ed è davvero bello questo presepe, Babbo. Sì, Tu sei Slatilla, no? Sì, ieri dogna di Francesco, quando fa l'inaugurazione, ieri sentato che eri che l'imbande di lui, non so se vi avete visto. Comunque, a lei praticamente hanno lavorato 2 anni per farlo, perché hanno avuto l'autorizzazione dal 2020, hanno lavorato e
hanno lavorato un sacco di introsti, quindi di artisans, un lavoro veramente buono, e a lei di len di cedri, anche il profumo. Biel. Bene, ragazzi. No, perché sono carini così con le renne, giusto? No, Babbo Natale si sente proprio a suo agio, giusto? Sì, no, ma lo gnocchi, ma anche il nome che befane dalla femmina, dopo se può. Però tu sei tu e lui e ti io fai. faccio, esatto. Allora, vediamo la situazione delle nostre proloco in grafica, così vediamo il punteggio. Buia 14, quindi per un punto, È in vantaggio Maiano 13. Allora sarà la proloco di Maiano a rispondere per prima al proverbio di questa sera in friulano, che leggerà il nostro Babbo Natale. Lo vediamo in grafica, se siamo pronti lo vediamo e lo leggerà il nostro Claudio Romanzin. Cui? Un che vengono ogni tanto. Quel che ti vuol mal ti onc, quel che ti vuol ben ti sponge. Oh oh. Allora, noi ti diamo un po' di tempo, il tempo della pubblicità per consultarti con i tuoi babbi natali e poi rientriamo. Se ci darai la risposta sbagliata, daremo alle renne, diciamo, la possibilità, la proloco di Buia, la possibilità di rispondere. Quindi pensateci anche voi, ci pensano anche da casa, ci pensa anche a Babbo Natale e poi torniamo a Lo Sapevo. Ci vediamo tra poco. Vigilia di Natale, eccomi qua, sono anch'io attrezzata per par condicio con Buia, ho le cornette delle renne e invece sapete che questa è un'esclusiva per Lo Sapevo, abbiamo qui Babbo Natale, Barbe Natal, pronto per partire tra quanto? Ancora un 3 orette? No, io vorrei già 11 staccare partito, perché è una fila di che lì tangenziale, dopo anche si chiappi la Ponte Bane di stesso, è un casino. Sì. Allora Mattia, volevo chiederti, prendi il microfono Mattia, perché io so che tu avevi delle richieste per Babbo Natale, immagino che tu abbia già fatto delle richieste al tuo Babbo Natale, cioè quello della letterina o della mail, WhatsApp, adesso non so che cosa si chiede a Babbo Natale. Come hai fatto a chiedere i regali tu a Babbo Natale? Allora ho scritto una letterina al Babbo Natale. Ah, classica? Sì. Di Sainz fa? Sì. Anche modo di rispondere. Quelle vecchie recuperate. Ma posso chiederti che cosa hai chiesto, tra le prime cose che hai chiesto? Una bici. Una bicicletta? Sì. Ecco, Babbo Natale, la bicicletta arriverà a Maiano? Telefoni Amazon, sai? È difficile portare una bicicletta? La rena non è più, vabbè che chi non è dei giovani direi, però a fosfadia. Cioè pacchetti più piccoli? Sì, se vuole una robuta così, volentieri. Sì. Ok, vabbè insomma vediamo se ti arriva domani, ci fai sapere. Okay. Triciclo? No, mi avanzava un. Vabbè, ma è troppo grande lui per il triciclo. Andiamo invece a vedere, perché ci siamo lasciati con il proverbio, quindi andiamo a rivederlo in grafica e poi sarà la proloco di Maiano a provare a dare la risposta. Vediamo. Eccolo. Lo vediamo in grafica, lo legge il nostro babbo. Allora, quel che ti vuol mal ti onge, quel che ti vuol ben ti sponge. Allora Daniele, ci hai pensato, ti sei consultato parecchio con la tua squadra? Comunque noi abbiamo pensato questo, chi ti vuole male ti affossa, chi ti vuole bene ti sprona. E quindi? Non tutto il male viene, no, non... Il macellaio sto giro non è... ma eravamo molto in dubbio. Quindi c'è fasino comunque. Chiale, è la gnò di Nadal. Però la prima risposta non è buona. Allora, mandi la befana della femmina. Ok. Proviamo con Buia, babbo? Provi. Noi l'abbiamo interpretata come i nemici ti lodano, mentre gli amici ti spronano.
quindi... Giusto. Allora, beh, intanto ne battute bravo. finali. Allora, per far capire i conti che ma arrivi a finire le prime di mie segnate. Allora, non so se avete mai veduto il film Il mio nome è nessuno, famoso film, la quale aveva contato una storiute, no? Che posso contare il nome un po' perché sono in chiamai frus sveas. Sì. Comunque, al caso è un uccellut che cammina per strada, il chiatone vacchie, che plop, no? Alla sotterra, dopo arriva un coyote che o può lo tira fuori e lo mangia. E la morale è appunto che non due che ti emplin di lo fasi in palto mal e non due che ti tiri in furda ti fasi in palto ben. Questa è giusta la traduzione di questo. E questa è la traduzione esatta, François. Bisogna vedere dei film, Va bene, bravi, 5 punti conquistati dalla Proloco di Buia. E adesso siamo pronti per gli altri quiz, perché si riparte con i quiz, quindi pulsantiere pronte e andiamo tra poco a vedere il cubo virtuale per capire qual è il prossimo argomento del quiz. Territorio, 15 secondi da 2 a 5 punti, vogliamo sapere quale comune ha come stemma gli attrezzi agricoli e un covone di frumento. Allora, Vivaro, Capriva, Moggio Udinese o Pesano di Prato? Avete ancora 8 secondi, 3 punti in palio. Non è Moggio Udinese, ma è Capriva del Friuli. A sto punto Buia. François, bravo, o ti hanno dato dei suggerimenti? Al reparto Renne, di là. Il reparto Renne, sì. Di là, brave? L'uomo o le donne? Le donzelle. Brave ragazze, brave. Babbo, soddisfazioni dalle renne? Orpo, altro che. No, mi par di che a Caprive, che stanno cuvendo 2023, si fa lì la fiesta grande dalla patria del Friuli. Buono. Bravo. Invece, Maiano, che succede? Non Un attimo di sapevamo, defiance. no, barcolavamo nel buio. Va bene, allora andiamo avanti, andiamo subito a vedere il prossimo cubo virtuale, il prossimo argomento. Cultura, 30 secondi da 5 a 10 punti, parliamo del secolare presepe animato di Perteo, Leruda, che riproduce esattamente un particolare della notte di Natale, quale? I rumori notturni, gli animali notturni, la posizione delle stelle e i segnali catari frangenti. Bravi ragazzi! Bravi ragazzi di Buia! A questo punto chiederei alla regia se è possibile vedere il punteggio, perché Buia vi sta stracciando in questo momento. 31 punti Buia, Maiano 13, ma naturalmente abbiamo anche altri quiz, un altro proverbio, il gioco in friulano, quindi complimenti alle nostre renne, ma i babbi, voi che cosa succede? Siamo bloccati con la digestione. Avete mangiato troppo Sì. provate musette. Non sono più Barbe Nadal di No, assolutamente no. Allora andiamo subito a vedere il prossimo cubo virtuale, che vogliamo insomma vedere se siete preparati anche voi ragazzi di Maiano. Perché parliamo di sport, parliamo del Mondiale 2022, quale di questi calciatori non è un ex dell'Udinese del Mondiale 2022? Molina, Widmer, De Polo o Fofana? Qui non potevi sbagliare, giusto? No, perché su tifi Fofana udinese. no. Tifi udinese? No. Il macellaio tifi udinese? Neanche Macellaio. lui? Babbo Natale però è un tifoso. Sì, erano domande che imbrogliave, perché a lei un fofanata all'Udinese, ma non è che il chi, è secco. Giusto. Che al Giuie con la Costa d'Avorio e che non era i mondiali, insomma. No. Bravo. Bravi ragazzi, Bravo bravi. Macellaio. Perché state un po' recuperando piano piano. Andiamo con il prossimo quiz, quindi vediamo il cubo virtuale. Enogastronomia, 15 secondi da 2 a 5 punti, parliamo di un dolce triestino tipico delle feste, strudel, strucchi, cubana, putizza. Maiano sull'enogastronomia non sbaglia, generalmente. Ecco, al Babbo Natale la putizza piace?
Ti sarai che a me mi piace un po' tutta, sì, che noi si capisce un po'. Però sì, anche se non mi è capitato di mangiare tante svolte, ecco. È un po' come parenti in qualche maniera dalla gubana, nel senso che è sempre un dolce invillucciato su, rodolato, con dentro robe secchie, così. Sì, non le proprietà, cioè le anche di Nadal, ma le poi di Pasche, però quando le feste dopo di ormai ogni occasione è buona per mangiare. Bene, andiamo avanti allora, andiamo a vedere il prossimo cubo virtuale, quindi il prossimo quiz. Territorio, 15 secondi da 2 a 5 punti, parliamo di fiumi. Oltre al Tagliamento, quale altro fiume della regione, ben visibile dallo spazio, Timavona, Tisone, Cirino, Meduna e Isonzo? Bravissimi! Però fatevi un applauso. Mi siete bloccati. E che spicca una renna in particolare in questa squadra, giusto? Possiamo presentarla. Date il microfono alla renna che spicca. Si chiama? Davide. Davide di Buia. Sì, assolutamente sì, di Buia. Ecco, è una di quelle renne che generalmente gestisce il traffico di Babbo Natale o no? Sì, infatti devo partire presto anch'io insieme a Babbo. Ecco, sì. E tu sei indirizzato in che zona del Friuli? Io la Bassa Friulana. La Bassa Friulana, perché ogni renna ha una zona, come ve la gestite, Babbo? Dipende, che poi flappa va giù verso il basso, perché va dritta, va in riva in giù. Esattamente. Un po' fisica va in su. Quindi lui va per giù? Sì. La si stava. Sta a farmi contare. Ecco, presentiamo anche l'altra renna, l'altro uomo renna, diciamo, perché magari sono quelli che hanno più forza nel traino della slitta. Lei si chiama? Giuliano? Giuliano, sempre di Buia? Sì. Sì? Sì. Sì. Anche lei è bassa friulana generalmente? Sì. Quindi Giuliano, Siamo specializzati nella bassa. Ah, ok. Giuliano detto Rudolf. Rudolf Giuliano, appunto. Quindi Adesso lui si impia il naso. Babbo Natale chiama le renne per nome? Sì, Orpo. Ehi, vecchi, stelle, bise, vecchi. Così che funziona. Allora, insomma, Però dopo potresti presentare, scusami, che eri tan miordi che i due basoai lì da che squadre lì da... Presentiamo anche le donne. Erika? Di Buia? Assolutamente sì. Non bassa, che zone generalmente? Ma insomma mi divido un po' con loro, se non è bassa mi alzo un pochettino. Ecco. Tu invece? Claudia. Claudia, di Buia. Osof. Orco, e cosa succede in questi casi? Ormai al DDV, lui mi scliccia, Va bene. Le aiutanti invece delle renne? Francesca. Di Buia. Sì, di Buia, di Buia. Ecco. Valentina, di Buia. Bene, soddisfatto Babbo Natale, abbiamo presentato tutta la squadra. Sì. Dopo le barbe, i frutti sulla barba. François l'abbiamo conosciuto, insomma, capitano storico della Proloco di Buia, quindi lo conosciamo. Facciamo le presentazioni anche... No, presentiamo il macellaio, perché noi continuiamo a dire il macellaio di Maiano, che in realtà nella macelleria non ce l'ha Maiano. No, lavoro in un supermercato a Feletto. Ah, ok. Quindi presentiamo anche il piccolo, l'abbiamo conosciuto, Mattia, giusto? Sì, Mattia di Maiano. Che non fa il becchiere. No. Il resto della squadra? Chiara. Di? Ormai di Maiano. Originaria di Buia. Originaria di Buia. Andrea di Maiano. Stefano di Maiano. Martina Farle di Maiano. Farle. Alvio Farle di Maiano. Bene, fatevi un applauso perché questa sera è un derby, Si gioca il derby qua, il derby di Natale. E adesso immagino che siete ancora in svantaggio? Penso di sì. Vediamo se la regia riesce a proporci la grafica con il punteggio, così facciamo almeno la scelta della busta intanto. Buia 36, Maiano 22 e quindi siamo pronti per lanciare la nostra sigla dedicata al quiz tra due lingue con le nostre buste. Eccoci qua, Daniele, quale scegli? La 1. La 1? Sì. Allora, hai scelto la 1, vediamo che cosa hai scelto, cioè se hai scelto dal friulano all'italiano, dall'italiano al friulano.
Bravo Babbo che mi sistema l'Isbus Tutis. Allora, la scelta è la busta 1, dal friulano all'italiano, e parliamo di uccelli. Con rispetto per la... Babbo, cioè parliamo di Bestie, animali. sì, di bestie. animali. Scusa, Quindi direi dopo, così. andiamo subito allora con il gioco delle 10 parole. Daniele, insomma, tanto sei del mestiere, no? Più o meno. Ormai le sai tutte. Quindi io le dirò in friulano, con l'aiuto di Babbo Natale, e tu in italiano. Ok? Quindi partiamo con la prima parola che è passare, Passero. aquile, Aquila. civiute, Civetta. civiute, Civuite. civiute, cosa hai detto? Civetta. Ok, luiar, Luiar. luiar, luiar, Merlo? No. passare, Passera. Aquila. aquile, Civetta. civiute, luiar, Luiar. luiar, luiar, vedi che non lo sanno. Perché non so... Allodola. No. No. Passare. Passera. Aquila. Civetta. Civiute, luiar. Giusto o no? Luiar. Luiar. È più forte di me. E anche loro non ce la fanno, guarda che stanno... Gardellino. E poi si sa. Sai. No. Passera. Passare. Aquila. Aquile. Civetta. Luiar. Luiar. Niente, è troppo difficile. Lucherino. Allora, una volta lo avevi in in chiesa, il Luiar. Lucherino. Lo avevi in una volta in chiesa. Poi c'era la parussule, cinciallegra, dordul, tordo, airon, airone, cheche, gazzaladra, catus, o catus, assiolo, favite, scricciolo. Quindi siamo arrivati a 3 su Diciamo 10. che Non è un... Era dura. Era difficile questo, sì. il tema era Babbo difficile. Natale è stato... Anche perché dopo avremo anche le parole natalizie, quindi siamo partiti con gli animali. Noi colpa me. Vabbè, 3 punti conquistati dalla Proloco di Maiano. Nella partenza del gioco in friulano. Piccola pausa per la pubblicità, poi toccherà la Proloco di Buia con la busta numero 2. Ci vediamo tra poco. Natale tra Maiano e Buia. Ci siamo lasciati col gioco in friulano con Daniele, che questo giro insomma non eri pronto, bene, no. non eri pronto su Siamo queste caduti. parole. Vediamo François, il francese che sa il friulano, giusto? Sì. Ecco, che questa volta appunto deve essere lui a dare le parole in friulano, quindi io le dirò in italiano, tu in friulano. Questa volta parliamo di animali di terra. Ecco, quindi io parto con la prima parola in italiano e tu me lo dirai in friulano. Ok. Partiamo con la prima parola che è bue. Bue. Bo. Asino. Mush. Pecora. Piore. Cavallo. Chiaval. Mucca. Vacche. Tasso. Tac. Faina. Faine. Donnola. Mardar. No. Bue. Bo. Asino. Mush. Pecora. Piore. Cavallo. Chiaval. Mucca. Vacche. Tasso. Tas. Faina. Faine. Donnola. Bilitte. Orbettino. Vorbigine. Sì. Ramarro. Mardar. No. Bue. Bo. Asino. Mush. Pecora. Piore. Cavallo. Chiaval. Mucca. Vacche. Tasso. Tas. Faina. Faine. Ci ha detto. Ah, No. tac. Bue. Bue. Bo. No, il tempo è finito. scaduto. Allora, ramarro, sborf. Borf. Ah.
Però, voglio dire, 9 su 10 non è mica male, eh? No. Babbo, che Sì, è stato bravo a partire, perché mi pensi, avevi già, cioè no io, ma Claudio Romanzini, una volta avevamo tutto, già il Bue e una squadra, non mi pensi quale, non arrivava soltanto in fuori, continuava a dirmi Vacchie, Mans, Vigliel, di tutto, ma anche che boh. Quindi bene, sono partiti bene. Bravi ragazzi, complimenti. Allora, quindi 9 punti conquistati da Buia, 3 Da noi. da Maiano. Adesso siamo pronti per partire con altri quiz, ma se la regia è pronta, vorrei vedere com'è la situazione, siete anche voi curiosi. Le renne dicono di sì con le corna e quindi... Babbo, vediamo se siamo pronti. Sì, Buia 45, Maiano 25. 20 punti che si possono comunque Subito, recuperare. adesso. Quindi andiamo a vedere il prossimo cubo virtuale, pulsantiere pronte e andiamo a scoprire il prossimo quiz. Allora, quale comune della regione si trova all'altitudine maggiore? Buia ha risposto subito, bravi ragazzi. Però più entusiasmo, Ed era il cubo cultura, quindi avete conquistato parecchi punti, ma adesso andiamo, perché insomma Maiano vuole recuperare, quindi mi raccomando, fate attenzione e andiamo subito a vedere il prossimo cubo virtuale. Daniele è pronto, con la pulsantiera. Sono già sul pulsante. Territorio, parliamo di Spilimbergo. Si allestisce dal 2018 un presepe in mosaico, implementato ogni anno. Quanti personaggi conta? 12, 49, 30 o 6? No, anche questa io. È la renna? Le renne. No, l'ho giocato Guardate io. la renna, fa il giro presepi? La renna fa il giro presepi? Allora, signor che i danni bevi. 30 personaggi che conosce tutti Babbo Natale. Un per un, due che sin usgnot, sin a cena, no? Sì. I due a cena. In realtà sono 30, ma sono 20 vot sagumis, perché il frutin con Maria e Josefa fanno una figura d'uomo. Ah, Ecco, quindi sono 30 personaggi, ma 20 volte sacumis. bello, bello. Dopo una certe ore che tu l'hai mangiato e bevuto, bene, diventi anche 35-40, però in condizione normale. Immagino. Va bene, pronti allora con la pulsantiera perché andiamo a vedere il prossimo cubo virtuale. Vediamo l'argomento. Sport, 15 secondi da 2 a 5 punti, parliamo di Fulvio Collovati, campione del mondo e ora commentatore sportivo. Dove è nato? San Canzano d'Isonzo, Mariano, Teor e Aiello. Bravo Daniele, complimenti alla prologa di Mariano. E sullo sport e sull'enogastronomia non sbaglia. Fulvio Collovati lo conosce Babbo Natale? Dopo giochiamo insieme di frutta. Giusto per dire, sì, perché di Favioli, no? Scusa. Che i paesi lì, uno era quello di Berzot, che è da El, uno era quello di Fabio Capello, che è San Canzian, e dopo invece c'era Mariana, Dino Zoff, grande Dino Zoff. Bravo, bravo Babbo Natale. Io ho giocato con 2 loro. Ah sì? Sì, ho insegnato io Zoff. Ma dove andavate a giocare, giusto per... In cantine. In cantine e di fatto Zoff perché che alle brave, era brava, ma di lontano non arrivava a chiappare perché le usata alle nascite al Kurt, no? In cantina avevi 4 metri, 5, avevi di più. Sì, giusto, è vero, difficoltà. Bene, andiamo avanti con il prossimo cubo virtuale, il prossimo argomento e poi vediamo com'è la situazione punteggi. Enogastronomia, 15 secondi a 2,5 punti, parliamo di bolla gialla spumante che si abbina bene con i piatti a base di pesce, riso, insetti o legumi. Insomma, immaginavo che non le renne sapessero abbinare bene. Voi niente vino? Sì, no, abbiamo calcato ma in contemporanea. È stato François al... Vabbè, Babbo Natale che vino piace? Ti disarai che è il buon.
No, disin che ti danno all'inizio della cena, no? Perché dopo, man mano che tu sei davanti, arrivano le bottiglie che smettuti di bande. Perché di solito funziona così, no? Anche con le femmine, no? Che befane. Allora, praticamente arrivano gli ospiti, tu vieni, tiri fuori bottiglie, tu vieni, che chi sa di stroppul, assim in bande, che chi è buono, allora bevi che lì. Quando arriva la terza, quarta e quinta bottiglia, tu torni a tirare fuori che sa di stroppul, senza stroppul, e va via, nessuno se ne accorge. È giusto, adesso mi rendo conto anch'io. Giusto, anche voi, no? Di solito è così anche a Buia. Sì. A Miami no, difatti voi siete attrezzati anche questa sera, cosa avete portato? Noi abbiamo portato un presente per tutti voi, per Buia, il nostro amaro. Ma possiamo farlo vedere? Puoi vedere chi è? Mattia? Mattia. Sì, nel 2020, in piena pandemia, noi abbiamo pensato come Proloco di produrre l'amaro. E quindi con la de mezzo di Maiano, sì, Maiano è a confine, Maiano però la famiglia sarebbe di Maiano, e insieme a loro abbiamo messo proprio appunto questo amaro. Quindi... Questa? Beh, complimenti! Complimenti davvero. Anche Babbo Natale apprezzerà questo regalo, perché generalmente Babbo Natale non riceve si scalda prima di consegnare. No, va bene, dammi aspetto un momento di vergine, giusto che sennò... Bravi davvero i ragazzi di Maiano anche per questa iniziativa. Andiamo subito con il prossimo quiz e quindi con il prossimo cubo virtuale. Vediamo. Sorpresa, 30 secondi a 15 punti perché parliamo di un personaggio del passato. Avvocato e senatore originario di Sedegliano, è considerato il padre della regione Friuli Venezia Giulia. Non è Antonio Comelli o Loris Fortuno, Tiziano Tessitorio o Pierpaolo Pasolini. E Buia non ha sbagliato perché Tiziano Tessitori, di cui dovremmo avere anche un'immagine, perché lo conosce il nostro Babbo Natale, giusto? Orpo, mi fa le scuole insieme. Era di Sedeano originari, ma era stato in realtà avvocato, senatore. Era stato senatore 2 anni dopo l'ultima guerra per un bel po', e lei che ha proponuto proprio la regione. All'inizio aveva di essere la regione Friuli, ma siccome non arrivava a passare queste robe, si sono messi d'accordo per fare una regione Friuli Venezia Giulia, perché sennò se non si combinava così era in so dal Veneto in chiamò. Però, allora adesso vediamo il punteggio, perché è arrivato il momento del proverbio. Buia 62, Maiano 30. Però siete pieni di amari, no? Quindi eventualmente insomma festeggiate comunque. Ma adesso ascoltate bene perché Babbo Natale ha un nuovo proverbio per voi. Babbo, giusto? Orpo? Allora, vediamo in grafica il proverbio che leggerà il nostro Babbo Natale. Oh, questa è facile, eh? Quarp passut, anime consolate. 5 punti in palio per la Proloco di Maiano se ci darà la risposta corretta. Avete il tempo della pubblicità per consultarvi, ma nel frattempo anche la Proloco di Buia si consulterà e eventualmente se darete la risposta sbagliata daremo la parola alla Proloco di Buia. Quindi, caro Babbo Natale, andiamo in slitta. Dopo in slitta andiamo in... Pubblicità! Pubblicità, tra poco! Derby natalizio tra le Proloco di Buia e Maiano. Ci siamo lasciati con il proverbio in friulano, giusto Babbo? Sì, no, che robe chi, ma non sai, mi va mieschi. Allora, lo rivediamo in grafica perché Babbo Natale lo vuole rileggere per darvi insomma una mano, insomma la vigilia di Natale è Natale, vuole essere anche lui più buono. Almeno con la Proloco di Maiano in questo momento è in difficoltà. Anche perché ha portato i bevi. Allora, quarp passut, anime consolate. Oh, oh. Allora. Noi diremmo, quando dopo una bella mangiata stai bene con te stesso, con l'anima, con... Va benissimo. E lo sa bene Babbo Natale, no?
Ma tu arrivi dopo la Indevanzi? Un po' che rondoli, un po' che mi tiri, ma insomma, dai. Boh, ma tu mi dopo gennaio, sei un stecuta? Sì, forse di là attorno. Bene, adesso vogliamo far vedere un po' di foto delle iniziative che hanno un po' caratterizzato l'anno, no? Delle nostre Proloco. E abbiamo anche delle foto nuove perché avete aggiunto dall'ultima vostra presenza alcune iniziative. Con la Proloco di Maiano abbiamo preparato delle foto, si parte con Halloween, cioè una bella festa avete fatto. Sì, una novità di quest'anno. Perché ho visto dalle foto in effetti che era una cosa nuova. Sì, abbiamo fatto qualcosa di nuovo, visto che sta prendendo sempre più piede questa tradizione che non è nostra poi, però vediamo che i ragazzi, i bambini sempre più si travestono, amano far festa, eccetera, eccetera, quindi noi abbiamo pensato in piazza di riportare questa allegria. Abbiamo avuto dei maghi, ecco, i maghi, dei maghi, dei truccabimbi, e poi c'era un gruppo che arrivava comunque da Piacenza e ha suonato e tutti insieme, insomma, ci siamo divertiti lì in piazza, quindi un'iniziativa che è partita quest'anno proprio. E com'è andata? Mi pare bene? È andata bene, sì, non ce l'aspettavamo nemmeno noi perché siamo partiti un po' in sordina, però c'è stata una risposta, specialmente come vedete dalle foto dei bambini e poi i genitori ovviamente che li hanno accompagnati e si è prolungata, diciamo, fino alla sera. Quindi un appuntamento che pensate di consolidare anche nel prossimo anno? Di ripetere, ecco. E poi naturalmente non mancherà il Festival di Maiano, insomma, ecco, vediamo le immagini che fanno riferimento alla scorsa edizione. State lavorando? Sì, ci stiamo lavorando, ovviamente adesso la prima parte, nel nostro caso ci sono diversi concerti, quindi siamo in trattativa per i nuovi nomi dell'estate e quindi non possiamo ancora dire nulla, però diciamo siamo abbastanza addirittura d'arrivo con le novità di quest'anno. Ricordiamo l'appuntamento quando? Dal 23 luglio al 15 di agosto. I nomi sono importanti e ci sarà qualcuno che farà Sanremo sicuramente sull'italiano. Perché c'è sempre qualcuno che arriva anche ben piazzato a Sanremo e poi arriva da voi, anche l'anno scorso. No? Speriamo, poi andando in questo momento a prendere gli artisti non sappiamo come andrà, certo. Ovviamente. Lo annunceremo però nelle prossime nostri notiziari, daremo anche notizia sicuramente del Festival di Maiano e dei grandi nomi che arriveranno. E invece a Buia, quindi facciamo l'applauso a Maiano, la Proloco di Buia è entrata nel clima natalizio a partire dall'8 dicembre, diciamo, no? Anche prima, perché abbiamo ospitato... Abbiamo qualche foto anche del vostro Natale, delle vostre iniziative natalizie. Abbiamo ospitato anche il cugino di Barbe Nadal, che è San Nicolò, che ci è venuto a trovare. E ha avuto l'autorizzazione di Babbo, sì? Che lì anche lei di mangiare di bevi lo Però ci sono anche dei presepi, vediamo. Sì, esatto, poi abbiamo fatto il tradizionale presepe sotto la loggia del municipio. Ecco la foto di San Nicolò. Non è venuto bene qui, no, Babbo? Sa, dopo qualche litro... E poi l'8 dicembre abbiamo fatto la tradizionale accensione dell'albero con i cori delle scuole che hanno cantato per noi. E poi siete in pausa, adesso state lavorando per le prossime siamo iniziative. un momento in pausa, stiamo cominciando a sviluppare le prossime iniziative per l'anno prossimo, quindi vi terremo aggiornati. Ottimo. Quindi siamo pronti, queste sono le foto che fanno riferimento alle iniziative dell'anno. Sì, alla Fiesta di Primavera. Festa di Primavera, quindi state lavorando per quella adesso? Ecco, dove c'è anche lì da mangiare e da bere, però Babbo Natale non può partecipare a Primavera. Ah signora, ma l'avete due con me, qualche volta si vedrà, invece vi ho di strangi che io di partire per va bene, allora facciamo così, andiamo con la sigla tra due lingue, Babbo? Sigla e poi andiamo subito col friulano. Tra due lingue la Proloco di Maiano sceglierà la busta o la 3 o la 4? La 3. La 3. Che cosa preferiresti? Dal friulano all'italiano. Prima ci ha portato bene, quindi... Dal friulano italiano invece dall'italiano al friulano. Ecco. Hai scelto. E qui ci sono le parole legate al Natale. Giusto, no? Sì. Quindi io le dirò in italiano e tu in friulano. Partiamo dalla prima parola che è?
Notte. Gnot. Neve. Neef. Cometa. Comete. Presepio. Presepio. Notte. No, gnot. Neve. Neef. Cometa. Comete. Presepio. Presepe. Sì. Stalla. Stale. Pastorello. Pastor. Notte. Gnot. Neve. Neef. Cometa. Comete. Presepio. Presepi. Stalla. Stale. Pastorello. Pastorel. Pastorut. Messa. Messe. Auguri. Augurios. Sì. La campana. Chiampane. Sì. Rintocco. Bot. No. E il tempo è scaduto. Il Minchia, si rintocco può è dare santi e di bot, però non le biele, una biele parola invece che è glon. il glon. Glon. Il glon della Stiampanes. Quindi 9 su 10. Oh, l'applauso? Ah, sì. Hanno mangiato troppo. Ah, sì, si sono Mariano. dormiti. Sì, hanno mangiato troppo, hanno mangiato troppo. La busta numero 4, caro François, quindi si tratta dell'albero di Natale. Io dal filano, tu dall'italiano, in italiano. Ok. Sei pronto? Pronto? Sì. Le renne si avvicinano per darti una mano. Quindi la prima parola in friulano è pin, Pino. balutis, Palline. ponte, Ponte. ponte, Ah, punta. stele, Stella. uccelut, Uccellino. agnul, Angelo. regai, Regali. lusutis, Lucine. cric, Interruttore. furniments, Addobbi. bravi, 10 su 10, eh? François non è francese, non può essere francese uno che sa tutte queste parole. No, ma volevo evidenziare che anche tu hai qualche problema, Usgnota. Perché tu hai detto... Cosa ho detto? Tu hai detto all'Irene, vicinai se dai una mano. E invece devono dare una corna, le corna, cosa devono dare? Beh, speri di no, ma vuoi dire anche i ciocchi, no? Ah, è vero, ma no, una mano nel senso un aiuto intendevo io. Buon. Vabbè, sto Babbo Natale è così preciso, ma perché adesso vuole andare? Perché il tempo è scaduto, diciamo, per lui. Senti, pensi che la slitta perché gli ha dopo le file? Boh, ma le renne sono tutte qua, non parti senza le renne. La stradale gira, Usgnota. Ma le renne sono tutte qua, non parti senza di loro. No, boh, ma li chiami da ora, è un bagagliaio grande. Va bene. Allora, carissimi, siamo arrivati alla fine, quindi adesso dovremo capire chi è che va ai quarti di finale. Siamo in dubbio. Siete in dubbio? Il Sì. macellaio è in dubbio? Allora vediamo com'è andata questo derby natalizio, chi andrà ai quarti di finale tra Buia e Maiano. Io. Beh, Io. Babbo Natale va sicuro. Maiano 39, passa Buia con 72 punti. Le renne di Babbo Natale. Che spettacolo queste renne, complimenti ragazzi, anche perché siete anche, diciamo, meno a livello numerico rispetto a Maiano, però insomma, che succede? Voi avete solo amari adesso da gestire? No, era la cena, la precena, tutto il Natale ci porta male. Però insomma noi ci teniamo a sentirvi e a dare tutti i vostri appuntamenti, quindi Grazie. dateci tutte le vostre, anzi ricordiamo la pagina Facebook perché Sì, così Facebook Pro Maiano, no scusa, Festival di Maiano, la pagina Facebook. e promaiano.it invece la nostra pagina ufficiale. Ottimo. E poi con voi avremo modo insomma di rivederci, perché adesso vi dovrete preparare per i quarti di finale e soprattutto sul vostro avversario, perché
ai quarti di finale faremo le domande sul vostro avversario, quindi seguite le puntate di Lo Sapevo per conoscere il vostro avversario, ma seguite anche Babbo Natale per capire se vi porta i regali, giusto? Anche perché hanno dei cori. Ah no, è vero, loro devono correre. Sì, cioè, so io che di cori da urli loro. Invece porta la bicicletta Mattia domani. Se aspetta che un par di anni si porti l'amorosa. Ah, si fa così adesso col Babbo Natale? Ampia scelta. Ah, vabbè, Basta questa è chiedere. nuova. Va bene, allora io ringrazio le Proloco qui in studio, la Proloco di Maiano, ma soprattutto vi devo ricordare del ripescaggio, perché proprio da martedì 27 dicembre parte il ripescaggio per tornare appunto in gioco, far tornare in gioco 3 Proloco tra Campoformido, adesso le vediamo tutte perché sono 10 le Proloco, Cividale del Friuli, sono tutte le Proloco che sono uscite dal primo turno e che quindi possono tornare in gioco, Dignano, c'è tempo un mese, quindi fino al 27 di gennaio per votare nella pagina Facebook di Telefriuli, avete visto Felettis, c'è Forgaria nel Friuli, Pozzuolo, quindi attrezzatevi sui social, Povoletto, tutto questo nella pagina Facebook, chi otterrà naturalmente più mi piace riuscirà a tornare in gioco. Valle di Sofumbergo, vedete la foto e andate a cliccare sotto il mi piace, poi c'è Rivignano che ha giocato e Moimaco, quindi che può tornare in gioco. 3 su 10 possono tornare qui in studio con noi e anche con Babbo Natale, quindi insomma non è da per tutti. Ma anche con la Befane, perché la prossima volta è di turno ieri. Quindi avremo la di Befane. Genare e la Befane. Ottimo, quindi il ripescaggio partirà da martedì 27 dicembre fino al 27 gennaio. Votate sulla pagina Facebook di Telefriuli. Babbo Natale, grazie per essere stato qui con noi, grazie alla regia Francesco Snidero, Fabio Di Bernardo, Paolo Bassi. Buon Natale a tutti! Tanti auguri!